che facciamo i dirigenti, per gente comune. Rieccoci anche durante la pubblicità, il ragionamento si è animato. Allora vi ricordo, primo Inter Pares, appuntamento mercoledì, gruppo TV7, diretta sulla pagina Facebook, diretta anche ora, sono le 21:36, minuto più, minuto meno. È arrivato già, che è stato approvato il decreto delle riaperture, mi è appena arrivato il comunicato, poi con Dennis lo leggeremo e così abbiamo proprio in maniera tecnica il modo per poterne parlare. I messaggi, poi abbiamo una telefonata, leggiamo i messaggi. Dennis. Sì, allora questo è il primo messaggio, già vedete in onda nei teleschermi. Che senso ha aprire i ristoranti alla sera ma mettere il coprifuoco alle 22? Tanto valeva lasciarli chiusi allora, scrive un telespettatore. Andiamo con il secondo. Il decreto prevede il coprifuoco dalle 22 fino al 31 luglio. Ma secondo voi uno straniero viene in ferie in Italia per andare a dormire alle 22? Andrà sicuramente in Croazia, Grecia o Spagna. Amen. Altro messaggio, il terzo di questo primo gruppo. Te pareva che la Lega cominciava a litigare. Marcato, ma secondo voi cambia così tanto dalle 22 alle 23? Questo è un messaggio diretto all'assessore regionale allo sviluppo economico. Andiamo con il quarto messaggio. Questo è quello che succede a lasciar decidere i medici. Ci sono i politici, prendano una decisione. Coraggio Draghi, non sei lì a caso. I medici abbiamo visto che nemmeno tra loro vanno d'accordo. Bene, poi anche per Crisana, quindi c'è una risposta alla telefonata. Abbiamo il signor Luca, credo mi ha detto Dennis, vediamo se è giusto. Pronto, buonasera, il signor Luca? Sì, buonasera. Da dove chiama? Da Verona, a nome di altre partite IVE. Niente, una domanda per l'assessore Marcato. Allora, il discorso è questo qua: le partite IVA aperte da gennaio del 2020 non hanno diritto ai ristori per l'ultimo decreto sostegno, perché il requisito fondamentale era quello di presentare i redditi dal 2019. Avendo aperto l'attività nel 2020, logicamente non può avere i redditi del 2019. I colleghi vostri del Friuli, mi sembra proprio Federica, ha messo in atto proprio un finanziamento per le partite IVA di questo tipo, perché non possono accedere ai ristori. Perché anche voi non fate qualcosa del genere a sostegno delle partite IVA venete, che sapete benissimo che sono proprio messe malissimo? Grazie. Grazie signor Luca. Roberto Marcato, la risposta a questo telespettatore di Verona. Allora, intanto noi siamo una regione a statuto ordinario e non abbiamo l'autonomia, come il telespettatore sa, mentre il Friuli Venezia è una regione a statuto speciale. Primo elemento. Le risorse che ha a disposizione il Friuli Venezia Giulia non sono nemmeno paragonabili a quelle che ha il Veneto. Terzo elemento, noi abbiamo fatto dei bandi ristori che prescindevano dall'età delle partite IVA. Ovviamente non tutti, perché anche noi poi abbiamo dovuto in qualche modo ricentrare l'obiettivo, però siamo intervenuti anche da questo punto di vista. Adesso io sto lavorando a un altro provvedimento sui ristori, con le risorse che ho, è del tutto evidente, e vediamo se riusciamo a dare una risposta anche a questa richiesta che fa il telespettatore, ma che noi stiamo già valutando da tempo. Dopodiché mi piacerebbe molto avere risorse diverse. Sul tema però delle risorse, visto che si parlava prima di Roberto Marcato vuole rispondere al messaggio che era dedicato a lei, se lo ricorda, se la regia lo rimette, così lo facciamo vedere. Sì. Ma allora, intanto non è solamente il tema del coprifuoco dalle 22 alle 23, ma sono anche eccolo qui Marcato. Sì, l'ho visto, me lo ricordo bene. Ma sono anche i temi che ha evidenziato il Presidente Zaia oggi in conferenza stampa, che io condivido, cioè ci sono delle incongruenze su questo decreto che vanno sanate, e quindi io credo che abbiamo il dovere, adesso ripeto, il telespettatore evidentemente non mi ha ascoltato prima, non è una sua colpa, anzi spero che abbia di meglio da fare che ascoltare il sottoscritto, però quelle incongruenze sono inspiegabili per il cittadino, per il ristoratore, per chi ha una partita IVA, non se ne capisce la ratio, ok? Allora,
O noi saniamo queste discrepanze oppure noi saremo costretti ad avere un atteggiamento molto critico. Non c'entra nulla litigare o non litigare, qua non siamo mica al bar. Ogni volta che si prende una decisione la si prende sulla testa, sulla dita e sulla speranza di poter lavorare dei cittadini. Non stiamo parlando di sciocchezze. Dopodiché, se vogliamo parlare di ristori, io è da un po' che lo dico, è una chimera, perché noi abbiamo avuto nel 2020 abbiamo avuto un decremento di fatturato sulle PMI di 240 miliardi di euro, ok? Questa è stata la fucilata che è stata data al fatturato delle PMI. Nello stesso anno sono stati dati in termini di aiuti diretti a queste aziende 29 miliardi, sono il 6,9%. Questo è, cioè se qualcuno immagina che il nostro paese abbia la capacità di intervenire sul fatturato in maniera significativa, cioè tu hai perso 100.000 euro e io te ne do 80.000, stiamo parlando di nulla e stiamo prendendo in giro gli italiani. Ok? Non è stato così e ve lo dico, non sarà così nemmeno nel 2021 perché il nostro paese non ha la capacità di intervenire come vorremmo nel fatturato. Possiamo intervenire in maniera marginale, che va benissimo, nel senso che se anche tu mi dai il 7, il 5, il 3, l'8% è comunque un sollievo, ma di sollievo si tratta, perché se continuiamo a dire che dobbiamo arrivare a dare percentuali significative sul calo di fatturato, stiamo dicendo una cosa che non avverrà mai. Vai, fermo lì Roberto Marcato. Non ci siano soldi che io non conosco. È chiaro che però la situazione, visto che siamo tutti d'accordo, è difficile da tutte le parti, dalla parte politica, dalla parte scientifica, dalla parte della gente che deve lavorare, però potrebbe anche nascere un problema sociale, come ha detto prima credo Bertin. Però vi faccio vedere una grafica, Dennis, se la vuoi leggere tu, e praticamente sono le attività in Veneto, visto che qui siamo in Veneto, che sono state chiuse dal 2018, 2019 e 2020, e Dennis, se le vuoi leggere così la gente riesce a capire quante attività commerciali sono state chiuse. Vai Dennis. Sì, allora noi abbiamo voluto insomma raggrupparle negli ultimi 3 anni, così abbiamo anche un po' il differenziale relativo insomma ad un anno rispetto ad un altro. I dati sono i dati che ci ha fornito Unioncamere, quindi questa è insomma anche la fonte, così per sapere di cosa stiamo parlando. Allora, nel 2018 vedete, a fronte di 26.000 attività, 26.335 attività aperte, ne sono state chiuse 26.379, insomma il saldo è stato pressoché vicino allo zero, perché è stato un negativo di 44 unità. Nel 2019... E ricordiamo non c'era ancora la pandemia nel 2018. Esatto, e neanche nel 2019. 2019 26.454 attività aperte, 26.304 chiuse, anche qui saldo questa volta poco positivo perché siamo a 150, quindi poco superiore allo zero. Guardate però il dato relativo al 2020, perché è vero che sono calate sia le attività che hanno aperto, 21.827, che quelle che hanno chiuso, 23.649, però guardate il saldo, perché è questo poi che fa insomma un po' la differenza. Il saldo dice 1.822 attività che si sono diciamo perse nel corso del 2020. Tenendo presente che poi tra l'altro anche le aperte sono quasi 4.000 e passa in meno rispetto al 2018-2019. No, i dati Confcommercio sono 300.000 imprese in Italia chiuse. Ma parlo Veneto qui, Io parlo di 300.000 imprese. Ti posso dare il dato drammatico? Sì, scusami, noi abbiamo dato il Veneto, perché sennò davamo anche il nazionale. Ma dico il numero in proporzione, ancora abbiamo anche tenuto. Certo. Ma c'è un dato, la fai rivedere quella grafica? La possiamo rivedere quella pagina per Marinese? Eccola qua. Il dato drammatico è che su 21.827 aziende aperte, ok? Circa 10.000 aziende sono legate alla criminalità organizzata, cioè quelle 21.827 aziende. Marinese. Perciò, e non è che lo dice Vincenzo Marinese, lo dice la Guardia di Finanza, l'abbiamo fatto riunioni con l'assessore Marcato. Perciò oggi noi non abbiamo meno 1.822 aziende, ne abbiamo meno 11.822. Con 10.000 aziende, 1.000 in più, 1.000 in meno conta poco, ma il numero è eclatante, che sono aziende intestate a prestanomi, a pregiudicati,
allora noi siamo di fronte, ed è proprio quello, me lo ricordi il tuo nome, scusami? Patrizio. Quello che diceva Patrizio, noi se non interveniamo regaliamo un tessuto produttivo alla criminalità organizzata, perché quando su 21.000 aziende costituite 10.000 sono afferenti alla criminalità organizzata, vuol dire che noi siamo diventati terra di conquista, e se non lo capiamo poi piangiamo e nel tempo ce lo dimentichiamo. Bene, e chi deve intervenire? No, perché io è un ragionamento, era un ragionamento che volevamo fare la puntata della settimana, scusa, la puntata della settimana prossima era proprio dedicata a questo, e quindi chi risolverà questo problema? Posso su questo? Prego Roberto. Dopo dico una cosa anch'io. Allora, Marinese dice tocca un tasto sacrosanto. Ed è un problema sottovalutato di cui non parla nessuno, ma è la metastasi del nostro sistema economico. Su questo poi c'è un'altra riflessione da fare, che il governo ha messo in disponibilità del sistema bancario decine e decine di miliardi per agevolare il credito in carenza di liquidità durante la pandemia. Ebbene, 2/3 di quelle risorse, delle risorse che le banche hanno usato, sono servite per ristrutturare debiti esistenti e non per fare nuovo credito. E la responsabilità di chi ha marcato? Hai voglia a dire alle imprese no, non andate dagli usurai, non andate dai mafiosi che comprano le aziende, quando la banca invece di darti nuovo credito ti ristruttura il debito che tu hai già. Ma quei soldi non erano stati messi per ristrutturare Roberto Marcato, delle banche, erano stati messi per dare nuova liquidità. Assessore, però mi sia permesso, cioè, lei o tu sei in maggioranza in regione e in questo momento sei in un governo di unità nazionale anche al governo. Cioè, non è che la faccio anch'io un'analisi sociologica, allora arrivo anch'io alle stesse conclusioni. No, perché bisogna che ci intendiamo su una cosa: siamo dentro una tragedia mondiale da 14 mesi, tutto il mondo, non l'Italia, tutto il mondo. Allora qua o ci rendiamo conto. Scusi, questa tragedia mondiale la sta pagando 1/3 del mondo privato composto da imprese e lavoratori. Presidente, perché quei 250 miliardi che diceva il nostro assessore Marcato, che è il fatturato che non hanno fatto le piccole e medie imprese. Come avrebbe fatto lei? Scusi, ma mi faccia finire. Se è vero che è mancato, e sono mancati anche gli introiti derivanti da questo fatturato, mi deve spiegare perché ci sono quelli che non sono stati toccati da questa pandemia, mentre quel terzo delle ditte private e dei lavoratori privati la stanno pagando tutta sulle loro spalle. Le ricordo che quando nel Belice, in Irpinia e in Friuli è successo il terremoto, tutta l'Italia è stata chiamata ad aiutare quelle persone che avevano subito l'evento disastroso, con l'una tantum che è di memoria di tutti. Qui invece i pensionati non sono stati toccati, i politici non sono stati toccati, gli statali non sono stati toccati. La pandemia la sta pagando solamente una parte del paese. Però, e questo paese gli si chiede di fare gli sforzi di comprendere. Però ritorniamo un attimo nel discorso che aveva iniziato Marinese e Roberto. Roberto Marcato fermo un attimo, che Roberto Marcato ha condiviso sul ragionamento di Marinese, che tra l'altro l'aveva iniziato Patrizio Bertini. Siamo d'accordo, però giustamente Roberto Marcato, se la Regione Veneto, di cui lei ne fa parte in maniera molto importante, e può dire una parola in capitolo, non risolve questo problema assieme allo Stato di cui anche il suo partito ne fa parte, tutti assieme dico ovviamente, chi deve risolvere questo problema? Di quello che diceva giustamente Marinese, perché ho capito che le dà ragione a Marinese, però deve anche trovarmi il problema per risolverlo. Come si può risolverlo che non ci sia questa usura o che ci sia quello che sta capitando in certe aziende? Perché è un ragionamento che poi è facile dirlo. Prendere quelli del governo a testate, fino a quando non gliela apri e capiscono quello che devono fare. Attenzione, per rispondere anche a Bisato, io non ho attaccato il governo precedente, anzi ho detto che il governo ha messo in disponibilità del sistema bancario una cifra enorme per garantire l'accesso al credito. Il sistema bancario però, anziché dare liquidità al sistema che ne ha bisogno come l'aria che respiriamo, si è preoccupato di ristrutturare debiti già esistenti. E quindi questo è il primo problema.
Il secondo problema a cui fa riferimento lei, ma perché noi cosa facciamo? È un anno che chiedo al governo, e adesso spero che, visto che il Premier mi sembra che di sistema bancario qualcosa capisca, se non sbaglio, no? Draghi, io ho chiesto da un anno a questa parte di congelare Basilea, di congelare i vincoli europei, non di toglierli, ma di congelarli per un anno, per quanto dura la pandemia, in modo tale che la banca sia in grado di erogare il credito che il sistema richiede, perché altrimenti in vigore di Basilea, essendo in capo al funzionario che firma il nuovo credito la responsabilità patrimoniale, penale e civile, questo si atterrà strettamente ai parametri, il che vuol dire che un'azienda che è in difficoltà non avrà accesso al credito. E ora mi domando cosa che serve i schemi che ha messo lo Stato e cosa serve i soldi che ha messo la Regione Veneto se poi la banca non eroga il credito. Ma bisogna passare per forza... la Banca d'Italia che mi ha risposto, ho scritto a tutti, mi hanno risposto, devono intervenire a livello europeo. Ma Marcato, mi scusi, chiedo a lei, che è il solo sviluppo economico, per dare ed erogare dei soldi per salvare queste aziende bisogna per forza passare attraverso le banche, non può lo Stato devolvere direttamente all'azienda? No. No, gliel'ho detto prima, non ci sono risorse per sterilizzare la mancanza di fatturato, se non in minima parte. Allora, siccome hanno bisogno di liquidità anche attraverso il credito e siccome ci sono decine di miliardi in disponibilità per questo, bisogna mettere le banche in condizione, perché evidentemente non basta la moral suasion di Draghi o di Conte, perché evidentemente questa non è bastata, bisogna mettere il sistema bancario in grado di fare credito. Perfetto. Per fare questo bisogna rivedere o congelare il Basilea, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Marinese, mi sembra che lei vede che abbiamo la mafia che ormai sta ramificando. Allora, guarda, in parole povere ha detto che la mafia, perché è fertile nei momenti di difficoltà, ovviamente ci sguazza dentro la mafia. Allora, ieri ho fatto un incontro a Roma con la Morgese. Con la Morgese, stavo dicendo Marinese. Sì, appunto. Sì. Adesso faccio un ragionamento moderato. L'anno scorso io ero seduto al posto di Patrizio. Era iniziata la pandemia e avevo tracciato... Già passato un anno. Economicamente cosa sarebbe successo. Mi è stato detto che ero uno iettatore. Qui al posto mio c'era lo scienziato che diceva che noi la pandemia in 2 mesi l'avremmo superata. Allora, il ragionamento è semplice, perché quando si parla di economia bisogna fare ragionamenti semplici. Non ci vogliono scienziati biologici, ok? Ci vuole una certa preparazione. 1, se noi abbiamo i recovery plan a 30 anni, le aziende le dobbiamo dover fare indebitare per 30 anni, perché una cosa è restituire i prestiti in 6, un'altra cosa è restituirli in 30. Vuol dire comunque spalmare il debito. 1. 2, abbiamo fatto una manovre finanziarie per 170 miliardi, noi diciamo da tempo, dobbiamo iniziare... Sì, senza gli ultimi anche, sì. Senza gli ultimi, 170 miliardi, così, ok? Abbiamo detto, 1, sblocchiamo i licenziamenti, ma non per sbloccare i licenziamenti, per liberare la cassa integrazione. 2, buttiamo dalla finestra il cashback, perché non funziona il cashback. 3, mettiamo in condizioni anche le regioni, quelle virtuose, di potersi indebitare, perché qui abbiamo un vincolo costituzionale e invece dovremmo cercare di spalmare il debito, dato che risorse non abbiamo. Concentriamo le risorse, l'ho detto prima, soltanto per i piccoli, perché quando tu prendi 30 miliardi e li dai ai piccoli, gli hai sopperito il 50-60% del fatturato, 30 miliardi al sistema del commercio, credetemi, sono tanta roba. Dall'altra parte abbiamo un problema sulla filiera e dobbiamo mettere in condizione le aziende di indebitarsi ulteriormente per fare investimenti, perché ha ragione Marcato, non per andare a ripagare le banche o i finanziamenti, per far finanziamenti, perché i finanziamenti ti aiutano a crescere. E poi ultima cosa, banale, da cui se ne parla da 20 anni, avviare un processo di sburocratizzazione, ma vero, ma ascoltando le imprese, non facendo i consigli dei ministri a a discutere, a litigare, a tirarsi le noccioline, adesso sono un po' istituzionale, per produrre un topolino. L'anno scorso eravamo qui e abbiamo detto, signori miei, la pandemia ci cambierà in meglio, e io ho detto, ci cambierà in peggio.
dal punto di vista burocratico, dal punto di vista del rapporto col pubblico, dal punto di vista della credibilità. Ci hanno nominato il presidente di un porto che per noi è vitale, dalla sera alla mattina, così, senza informare nessuno. A proposito della concertazione, allora io rimpiango il governo Conte. Abbiamo dei deputati, senatori del territorio che quando vanno a Roma probabilmente vengono prese dalle onde del funambolismo e perciò si dimenticano di essere veneti o veneziani e automaticamente tu lo sai che fai la mattina e la sera? Senti le lamentele degli imprenditori, sei preoccupato per il tuo futuro e cerchi di dialogare in tutti i modi per far capire che le soluzioni ci sono e ti fanno una manovra da 40 miliardi che farà incazzare il mondo. Abbiamo tralasciato il ragionamento però dell'usura, che era importante, l'avete ma l'usura è questa, risaltato. Perché poi li regaliamo a loro l'azienda. Però voleva intervenire il dottor Crisarà nel ragionamento e ho dato la parola a Marinese. Prego. No, ma la mia è un'osservazione, io stasera sto imparando molto e mi sto molto divertendo. Guarda dallo blog. No, non guardo lo blog, guardo da sopra e mi faccio una domanda da semplice cittadino. Allora, noi stiamo parlando di un paese che in pre-pandemia, quando cosa, era già un paese economicamente agonizzante. Quello che ha appena detto il Presidente era l'augurio di qualunque cittadino medio, basso livello come sono io, che questa pandemia servisse alla politica per passare dalla P minuscola alla P maiuscola nell'interesse del Paese, sanando quest'ira di Dio appena descritta, che non è con la pandemia, perché non si può parlare di scuola che doveva essere riprogettata in 3 mesi, in trasporti che devono cose, quando si incendiavano gli autobus a Roma, a Milano, le metropolitane si affondavano da sole. Bene. Per cui credo che il Paese, e questo lo dico anche per il lavoro che faccio perché sento la delusione della gente, avrebbe gradito uno scatto di reni e di dignità del Paese che sembrava essere arrivato col governo Draghi, sembrava. E che non è arrivato secondo me. E che non è mai stato, ma addirittura ha aggravato i distinguo, le diversità, le ricette che ognuno si inventa per alla fine continuare ad essere in una campagna elettorale continua. Ascolti, Crisarà, da italiano come lei, sopra delle parti, io credo che governare in Italia sia terribilmente difficile come in tutti i paesi, ma in Italia più degli altri, e qualsiasi persona, qualsiasi partito riesce ad arrivare a Roma a comandare trova delle difficoltà. Ma non è il problema di trovare difficoltà, le difficoltà, mi scusi direttore, sono una cosa, le difficoltà non è che siamo anche un paese, non so per quale motivo, miracolato dico io. No, siamo un grande paese. Sì, perché poi non siamo sempre, non so per quale motivo, guardi, però mi faccio dire questa sempre. cosa e poi taccio. Io sono orgogliosissimo di essere italiano, perché è l'unico paese al mondo in cui il senso di comunità nazionale non nasce da guerre, da rivoluzioni come Francia, ma nasce da 2 momenti irripetibili nella storia dell'umanità, che sono il Rinascimento e la Divina Commedia, perché sono stati 2 mezzi con cui si è realizzata l'italianità. E quindi noi siamo un grande paese. Il problema è che abbiamo avuto sempre, e adesso più di prima, una piccola politica. Standing ovation. E si era tutti quanti, la speranza del primo lockdown, sì, però a quelli come me, era che un giorno finalmente, per 6 mesi, per un anno, finissero queste cose, perché io sono d'accordo con Marcato il Presidente. Che differenza c'è da aprire se si decide di aprire fino alle 10, fino alle 11, fino a mezzanotte? Il problema è che quello che appare sono tutta una serie di pannicelli caldi in cui si corre dietro movimenti sociali che stanno diventando pericolosissimi, bene, e non si fanno delle robe strutturali in cui nessuno
alza il ditino per dire io però. Io credo che questa volta, visto che è stata una scelta, a quanto sono riuscito a capire, anzi a quanto ci dicono, è stata una scelta politica, anche la politica ha preso un attimo di considerazione che non intervenendo il comitato scientifico si è preso le proprie cautele, ha cercato di prendere un po', di tappare, come si dice. Io sembrerò una voce fuori coro, ma la politica non è fatta solo degli eletti. No. La classe dirigente è fatta dai responsabili delle associazioni di categoria, da parte dei... Ma non decidono delle volte Ma loro. come non decidono? Ma dai, non nascondiamoci. No, però attenzione, mamma mia, sì. mamma mia. Però io non sono in maggioranza e quindi non posso sostituirmi all'assessore regionale, ma io penso che lui abbia delle tensioni tali Sindaco, rispetto agli equilibri che gli vengono richiesti dall'opinione pubblica. La politica che ha inseguito il Movimento 5 Stelle è corsa all'azzeramento dei corpi intermedi della società. Bravissimo. Utilizzando Facebook, utilizzando i social, utilizzando i cose. Dottore, ma lei crede che le categorie anche qui rappresentate non abbiano rincorso anche quella parte politica lì o no? Ma guardi che altrimenti sono perfettamente d'accordo. Sì, infatti. No, ma allora il punto secondo me, io condivido quello che dice il dottor Crisara, attenzione. Io penso che continui a capirsi che solo a livello territoriale si riesce ad andare oltre gli schieramenti. Questo è un dato di fatto, perché io nel mio umilissimo ruolo di rappresentanza dentro l'ULSS degli altri sindaci abbiamo avuto delle dialettiche fortissime col dottor Crisarà in almeno due o tre situazioni. Lui perorava la causa dei medici di medicina generale, noi tendevamo a tenere un equilibrio tra le parti e io posso tranquillamente dire che chiedo degli sforzi ai colleghi nel individuare l'1% della popolazione over 80 che mi dicono se siamo impazziti di sostituirci in parte a un ruolo che sarebbe dell'ULSS. Allora a livello territoriale molte volte si riesce ad andare oltre gli schieramenti e poi non si capisce bene perché, oppure è comprensibile, quando si arriva a livello parlamentare e governativo c'è una conflittualità e anche adesso è latente, è palese. Quello che è successo, e qua non mi sconosco che non apprezzo che stasera dentro il Consiglio dei Ministri la dialettica doveva essere fortissima, ma non doveva uscire una voce discordante da quello che è l'uomo, che è la riserva delle istituzioni. Noi siamo andati a prenderci la riserva delle istituzioni governative repubblicane di questo Stato, perché meglio di Draghi non potremo trovarne nessuno. Cioè io penso che a livello planetario lui possa parlare con i maggiori 4 rappresentanti del mondo, per l'autorevolezza che ha. E allora quest'uomo qua gli va lasciata carta bianca, nel senso che va aiutato come partiti, va aiutato come rappresentanza politica, ma non gli vanno messi i bastoni tra le ruote, perché cosa potrà mai fare se non dire vaccina, cerca di vaccinare il prima possibile, vaccina gli anziani e poi comincia a vaccinare le categorie, anzi un po' strattonato da una parte politica, anche la mia, perché volete che ve lo dica? È chiaro che la mia parte politica da tempo chiede riapriamo le scuole perché c'è una salute psicofisica dei nostri ragazzi, ma lo si fa, lui media e dice non posso portarli a scuola al 100% perché non ho gli autobus. Ma allora io chiedo che anche l'altra parte politica faccia la stessa cosa, chieda di aprire fino alle 23, ma poi capisca che la mediazione porta alle 22, che sarebbe il massimo riaprire i ristoranti sera, mattina, a pranzo e a cena, ma non si può. Ho la pubblicità, questa è la diretta a Marcato che darà la risposta dopo la pubblicità.